Le parole del tecnico della nazionale Roberto Mancini in vista della sfida contro la Bosnia-Erzegovina. Ma io penso che ho sempre pensato che gli allenatori italiani siano a livello tattico molto bravi e forse più bravi per tutto quello che Coverciano comunque insegna e ha insegnato negli anni, e quindi è chiaro che se tutti gli allenatori italiani sono in Italia è sicuramente meglio per le squadre di club e forse anche per la nazionale. Per noi sarà importante che comunque i ragazzi più giovani che magari giocano e non giocano possano avere più presenze e comunque il fatto anche che allenatori italiani vadano a allenare all'estero credo che sia positivo per tutto il movimento calcistico italiano, e comunque tutti quelli che sono andati all'estero hanno sempre fatto bella figura, quindi insomma le due cose sono positive. Moise Kean è stata una delle sorprese migliori nella stagione della Juventus. Il suo primo anno con i bianconeri si è chiuso con un bilancio di 7 gol in 17 partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League. L'attaccante ha dichiarato di osservare Cristiano Ronaldo in allenamento, cercando di vedere tutte le cose che fa. Ha poi aggiunto: allenarsi con grandi campioni ha benefici che non puoi sottovalutare, osservo e prova ad applicare ciò che ha imparato. Tra i suoi idoli, il 19enne fa i nomi di Drogba e Balotelli. Gianluigi Buffon, dopo l'addio con il Paris Saint-Germain, sta cercando di capire quale possa essere la scelta migliore per il suo futuro. Una delle ipotesi più accreditate in questo momento è quella di vederlo giocare un altro anno per tenersi in forma e partecipare così alle Olimpiadi in Giappone del prossimo anno da fuori quota con la nazionale. Le offerte di certo non gli mancano e dicono i rumors che per ragioni d'affetto all'ex numero 1 della Juve piacerebbe tornare in Serie A. Alla finestra, secondo i bookmakers, 3 possibilità, tutte legate al cuore di Gigi: Genoa, Parma e Lazio. Da ragazzo Buffon partiva da Carrara per vedere i rossoblù dalla gradinata nord, tornare a Marassi, ma in porta pagherebbe 6 volte la posta. C'è poi il Parma, la squadra con cui è esordito in Serie A, che pure lo accoglierebbe a braccia aperte. Le ultime voci dicono addirittura che ci siano già stati i primi contatti, tant'è che la quota è decisamente più bassa, 2,25. La terza via è la Lazio, per cui, come ha spiegato il suo agente Silvano Martina, Buffon nutre una forte simpatia. Sui biancocelesti, che possono però già contare su un portiere affermato come Stracoscia, si punta a 12. Dopo la conclusione del Roland Garros, l'ATP aggiorna i ranking mondiali e dopo quasi 41 anni un italiano torna tra i primi 10 della classifica. Fabio Fognini sale infatti al 10° posto. L'ultimo che ci riuscì fu Corrado Barazzuti nell'agosto del 1978, quando arrivò 7°, mentre in cima, per la 31esima settimana consecutiva, rimane il serbo Novak Djokovic.